Inseguimento in corso del popolo a Mestre, la polizia circonda e blocca un cittadino tunisino sfuggito ai controlli in zona stazione. La nostra telecamera ha ripreso l'intervento in diretta. Nuova marcia a Mestre contro la malavita, ad organizzarla Ali, il proprietario del bar già chiuso per 10 giorni per motivi di sicurezza. Vivo nella paura sotto l'assedio degli spacciatori, dice. Ryanair conferma la sua battaglia contro la tassa d'imbarco del Comune di Venezia per l'estate 2024, meno voli da Tessera, potenziati invece gli scali di Treviso e Verona. Un sistema di criptovalute venete, un giro d'affari di milioni di euro. Alcuni beneficiari si sono ritrovati con niente in mano, né interessi né capitali, 2 gli indagati, inchiesta della procura. Case di riposo sempre più care, ridotta assistenza impegnativa e posti letti insufficienti, l'allarme dei sindacati, Veneto da numeri drammatici e destinati a peggiorare. Quella di Papa Francesco a Venezia domenica 28 aprile dovrebbe essere una visita lampo di poche ore ma densa e ricca di significati. Si attende il sopralluogo della prefettura pontificia. Grande successo per i carri allegorici di metà Quaresima, entusiasti i bambini che hanno assistito alla sfilata in maschera saltata al Lido per il maltempo durante il Carnevale. Buonasera, eccoci in diretta da studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo da quel che è successo questa mattina in diretta TV di fatto in Corso del Popolo, con un inseguimento della polizia che ha circondato e bloccato un cittadino tunisino che era sfuggito ai controlli in zona stazione. Le nostre telecamere hanno, come detto, ripreso tutto in diretta. Inseguimento delle forze dell'ordine nei confronti di un tunisino nemmeno trentenne sfuggito poco prima ai controlli in zona stazione. Conferma in diretta oggi all'ora di pranzo a Mestre. Il fatto in Corso del Popolo, incrocio con via Torino. Sono le 12:40, le nostre telecamere sono lì, accese. Obiettivo aperto sugli ultimi fatti di cronaca e delinquenza, tra spaccio, aggressioni e furti, quando inaspettate ci raggiungono prima le furiose grida con imprecazione del tunisino di nero vestito che attraversa la strada. Eccolo, ora cammina in apparenza tranquillo. Fulmineo l'arrivo degli agenti delle volanti del commissariato di Mestre, l'hanno visto, a circondarlo sotto i portici dell'hotel, anche con i poliziotti della seconda volante giunta dalla direzione opposta. Ben 5 agenti gli chiedono il motivo della sua fuga dal posto di blocco precedente. Scatta la perquisizione. Nemmeno 2 minuti dopo sul posto in supporto pure un'auto della polizia locale di Venezia. Il suono delle sirene ne precede l'arrivo. Tutto attorno, tra la curiosità, la paura e la bramosia di sapere cosa stia accadendo, si formano capannelli di gente. Ferma, osserva, guarda attonita e sorpresa, cerca di capire cosa stia accadendo in questa zona della città assediata da sbandati e criminali. Tra il plauso di quanti si dicono soddisfatti dell'immediato intervento delle forze dell'ordine. Poco prima questo imprenditore, proprietario dell'hotel Ambasciatori, stanco dell'insicurezza della zona, dopo che l'altra sera alle 21 una donna aveva chiesto riparo e aiuto presso la reception del suo albergo, aveva lanciato questo appello a sindaco e prefetto. Noi siamo abituati ormai a vivere in un quartiere multietnico. Se però la sicurezza viene messa a rischio, evidentemente c'è un problema. Quindi io quello che chiedo è, oltre a dei blitz che sicuramente servono e sono significativi e portano alla ribalta un fenomeno, un problema che esiste, è avere dei presidi fissi di forze armate, dell'esercito, della polizia o dei carabinieri che servono da deterrenza, ma che diano anche al cittadino o al turista la possibilità di sentirsi sicuro quando esce. Nel frattempo il tunisino fermato è stato successivamente accompagnato in ospedale a Mestre per capire se avesse ingerito ovuli di stupefacente o se ne subisse l'effetto o fosse semplicemente ubriaco. E rimaniamo a Mestre perché a un anno di distanza dalla prima marcia per la sicurezza ora scendono in campo anche commercianti e gestori di bar capeggiati dal proprietario di un locale in Corso del Popolo per l'appunto. Il furto di tavolini e sedie del bar, sfortunatamente non chiuse dal lucchetto, ripreso dalle 7 telecamere di videosorveglianza posizionate dal proprietario del locale. Le stesse telecamere che una settimana più tardi riprendono quello che sembra un regolamento di conti in piena regola. La violenta aggressione con pestaggio da parte di un gruppo di spacciatori contro una singola persona.
qui in un angolo di Mestre, in via Gasperegozzi, a ridosso di Corso del Popolo, è l'1:13 del mattino di mercoledì 21 febbraio. Il bar in questione è il Venice Bar and Food, quello cioè che ad agosto scorso è stato fatto chiudere per 10 giorni su disposizione del prefetto per motivi di sicurezza e contro lo spaccio. Si trova letteralmente a 2 passi dalla pasticceria dove lunedì il proprietario è stato accoltellato da un cliente che non voleva pagare il conto. Oggi Ali, il proprietario del bar in questione, esasperato da tanta cruda violenza e malvivenza, sta organizzando, in data da definirsi, con diversi proprietari e gestori di locali dell'area, una marcia per chiedere maggiore sicurezza. E noi chiediamo più sicurezza. Io non posso chiudere il nostro locale, ho paura di aprire. Io ho paura di aprire il locale. Ecco, Ali, ogni giorno succede questi problemi e la maggior parte sono spacciatori. Per garantire maggiore sicurezza per sé, la sua famiglia e i suoi stessi dipendenti, Ali ha pure ingaggiato una guardia giurata privata, ma non basta, dice. Spacciatori e delinquenti alzano giorno dopo giorno la soglia di guardia, diventando sempre più scaltri, conclude. E 2 giorni fa è stato accoltellato un altro commerciante del Corso del Popolo, un bar. Ogni giorno succede qualcosina di questa zona. Noi chiediamo più tutelati, anche commercianti, quello di passaggio della gente. Alle 8 di sera è stata rubata un amico, prendono portafoglio, coltellati. Ogni giorno succede queste cose. Cambiamo tema adesso, parliamo di Ryanair che ha presentato i nuovi collegamenti dagli aeroporti del Veneto, annunciando meno voli su Venezia e più voli su Treviso e Verona. Meno rotte su Venezia, di più su Treviso. Ryanair ha presentato il programma dei voli per la stagione estiva scommettendo sul Veneto nonostante i tagli al Marco Polo a causa della contestatissima introduzione della tassa d'imbarco. Se quest'estate la compagnia infatti crescerà su Treviso e Verona, 61 rotte, incluse le 4 nuove, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri, il colosso irlandese ha messo in pausa i suoi piani di crescita per Venezia e lancia ancora una volta un messaggio al sindaco Brugnaro. Quello che chiediamo è di ripensare questa decisione di aumentare la tassa. Quando è stata annunciata abbiamo fatto delle cancellazioni aeromobili in meno, si è rotto il 20% in meno di capacità e quest'estate avremo un operativo ridotto del 5% rispetto a quello che era l'estate scorsa. Il più grande rischio però è quello della connettività invernale. Stiamo al momento lavorando sulla winter del 2024 e stiamo realmente pensando se lasciare la base in inverno o meno. Cosa significa in termine pratico? Significa non avere più 4 macchine basate, quindi meno voli e meno connettività, a tutto discapito poi di quello che chiaramente è l'utenza. Sappiamo che Venezia ha una forte attrattività estiva, ma quello che chiaramente Ryanair fa è portare connettività tutto l'anno. Quindi quello che chiediamo è ripensare a questa idea, soprattutto perché a qualche centinaio di chilometri, anzi 100 chilometri, un altro aeroporto ha deciso di andare esattamente nella direzione opposta, cioè togliendola completamente, e questo rende Venezia meno competitiva. Durante l'estate da Venezia verranno operate sempre 27 rotte, ma con una riduzione del numero di voli e frequenze che nel complesso porterà a una contrazione di circa il 5% della disponibilità di posti. Per quel che riguarda, oltre a sensibilizzare tutto ciò che sono i nostri rappresentanti, cioè il governo e nel caso specifico il Comune di Venezia per i 2,50 €, se voi andate a vedere, loro hanno parlato diverse volte di quello che ha fatto il Friuli Venezia Giulia, dove hanno abolito l'addizionale comunale, per cui il Friuli si trova senza dover affrontare 6,50 €, mentre noi abbiamo 9 €. Un sistema di criptovalute venete che avrebbe dovuto fruttare interessi, alcuni dei beneficiari però sono rimasti con niente in mano, indaga la procura. Un giro di criptovalute venete. 2 persone sono state indagate dalla Procura di Treviso, l'ex esponente venetista Gianluca Busato, 54 anni di Treviso, ed il consulente Natalino Giolo, 66 anni di Spinea. Devono rispondere di accuse che vanno dalla truffa all'abusivismo finanziario fino all'esercizio abusivo della professione di promotore. Una vicenda venuta alla luce nel 2019, quando alcuni imprenditori veneti si sono presentati alla Guardia di Finanza per denunciare un raggiro che gli sarebbe costato
guadagnato cospicue somme di denaro. Secondo quanto riferito, sarebbero stati indotti a sottoscrivere dei buoni per 20 milioni di euro, promettendo rendimenti legati a investimenti in criptovalute mai restituiti. Il valore cioè avrebbe dovuto aumentare nel tempo, rendendo allo stesso tempo più forte il progetto indipendentista e facendo anche fare ai benefattori della causa un bel po' di soldi. Ma secondo la denuncia avrebbero perso sia gli interessi che il capitale stesso. Da qui l'inchiesta aperta in procura da Treviso. Tutto era nato nel periodo in cui fu promosso nella nostra regione un referendum online del sito plebiscito.eu sull'indipendenza del Veneto. Una consultazione che a detta del promotore sarebbe stato un successo, ma i cui numeri e risultato non sono mai stati verificati. Noi siamo tranquilli, commenta Busato, le nostre operazioni sono regolari e di certo non riguardano cifre come quelle. La cifra indicata è assolutamente inventata e irrealistica, ma insomma lo si capisce anche con la logica, perché stiamo parlando di una indagine, di un'inchiesta partita 5 anni fa. Ci fosse stata quella cifra sarebbe stata nel frattempo sicuramente trovata, perché non è che puoi far sparire quel genere di cifre. No, non siamo assolutamente su quei livelli. Sulla questione criptovalute Busato tiene a precisare. Quella, come dire, che noi trattiamo, per la quale operiamo, sono i token di utilità, gli utility token, che non sono strumenti finanziari, non sono nemmeno sistemi di pagamento. Il loro valore economico è esprimibile in potere di acquisto in servizi che vengono forniti all'interno di un ecosistema e quali si può fruire attraverso delle piattaforme informatiche. Sull'inchiesta avviata dalla Procura di Treviso termina: siamo ottimisti. Noi già siamo stati controllati e monitorati da diverse istituzioni, in particolare abbiamo avuto un monitoraggio da parte della Consob che non ha avuto alcunché da dire sul nostro processo e sulla metodologia attuata. Il fascicolo aperto dalla Procura di Treviso sarebbe vicino alla chiusura. Parliamo di case di riposo adesso, sempre più care, ridotta assistenza, impegnative e posti insufficienti, l'allarme lanciato dai sindacati. In Veneto ci sono 348.000 ultra 65 anni non autosufficienti, circa 34.000 sono nelle case di riposo, ma gli altri? Circa 80.000 sono seguiti a casa dalle assistenti familiari badanti. Questi 80.000, il 60% sono fuori regola, 40% sono in regola. Tutto il resto vuol dire circa 210.000 persone, che non sono pochissime, sono assistite a casa, potrebbero essere non assistite, nel senso che sono anziani soli, ma la maggioranza sono assistiti da parenti, dai cosiddetti caregiver. Numeri preoccupanti e destinati a peggiorare, come evidenziano i sindacati dei pensionati, impegnati in una battaglia unitaria che punta a un cambiamento di rotta da parte della Regione per evitare la tempesta perfetta nell'ambito della non autosufficienza, che si fa sempre più critico con l'invecchiamento della popolazione e la crescita delle malattie croniche. Le rette sono in continuo aumento, c'è carenza di posti letto e liste d'attesa sempre più lunghe. La ricerca realizzata da SPI, FNP e WILP Veneto ha monitorato i costi delle rette di 216 centri servizi pubblici e privati su 286 presenti in regione. Di fatto adesso abbiamo una prevalenza di anziani gravi che entrano in casa di riposo. Questo elemento è un po' in contraddizione con l'impostazione della delibera che rivede gli standard e mi chiedo come i centri servizi possono soddisfare questa necessità di garanzia del servizio. Le famiglie non sono più in grado di sostenere il costo delle case di riposo. Tenete conto che in casa di riposo si arriva quando si ha già una non autosufficienza molto grave, quando i familiari sono in grosse difficoltà. Molto spesso non c'è nemmeno la rete familiare, per cui quella diventa l'unica soluzione. Senza il contributo regionale, l'impegnativa di residenzialità sarebbe impossibile affrontare i costi della struttura. La richiesta che noi facciamo però non è quella di continuare a lavorare in questo modo. Noi abbiamo bisogno di partecipare ai tavoli sulla non autosufficienza. Sono temi importantissimi, noi rappresentiamo gran parte delle persone anziane di questo territorio e dei non autosufficienti, delle famiglie e di gran parte della popolazione. Quindi insomma per noi è fondamentale riuscire a parlare di questi temi in un tavolo.
Voltiamo pagina, andiamo a un tema più leggero, con il grande successo per il recupero dei carri allegorici saltati a Lido per il maltempo durante il Carnevale. È stato un po' come compiere una piccola magia, per la gioia e la sorpresa soprattutto dei bambini, riportare indietro di qualche settimana le lancette dell'orologio e il calendario. Grande successo al Lido di Venezia e a Burano per la sfilata dei carri allegorici che sono stati recuperati, come promesso dal Comune d'Avera, dopo l'obbligato rinvio durante il periodo di Carnevale e la magica kermesse dal titolo ad Oriente, il mirabolante viaggio di Marco Polo. Prima tappa a Burano e poi al Lido di Venezia, a cui si riferiscono queste immagini. Approfittando del momento favorevole di metà Quaresima, per qualche ora sono tornati di moda coriandoli vestiti in maschera e frittelle a volontà, grazie all'impegno di tanti volontari e della polizia locale, in prima linea tutto il personale della sezione del Lido e Pellestrina, e non solo. Proloco e tante associazioni, migliaia di persone sono arrivate al Lido per far festa. È una giornata impegnativa perché abbiamo impegnato 36 operatori su tutti gli accessi di viabilità per il Lido, solo per il pomeriggio, più tutti quelli che hanno fatto le scorte la mattina per i carri. Una bella giornata di festa per i bambini, riportiamo il Carnevale e l'idea è quella dell'amministrazione. Noi siamo qui per supportare come sempre qualsiasi iniziativa venga posta a favore del territorio e dei bambini. E sabato la Lega Caromana, a cura dell'associazione Eventi 2000, si sposterà a Marghera. 16 carri e 900 figuranti sono pronti a scatenare l'entusiasmo. Partenza alle ore 15 da via Fratelli Bandiera, saranno poi percorse le vie cittadine, tra cui Piazza Mercato e Piazza Municipio. Per la visita di Papa Francesco a Venezia il 28 aprile si attende il sopralluogo della Prefettura Pontificia. Dovrebbe essere una visita breve, più o meno lo spazio di una mezza giornata, ma dai ritmi particolarmente intensi, quella che Papa Francesco si accinge a compiere a Venezia domenica 28 aprile, secondo un programma di massima, che però verrà validato solo dopo il sopralluogo della Prefettura Pontificia in Laguna, previsto nei prossimi giorni. La Santa Messa solenne presieduta da Bergoglio dovrebbe celebrarsi a metà mattina. Il Santo Padre dovrebbe decollare prestissimo da Roma, già verso le 7, particolarmente mattiniero, per raggiungere il carcere femminile della Giudecca, dove si trova anche il padiglione della Santa Sede alla 60ª esposizione della Biennale d'Arte, non più tardi delle ore 9. Dopo la visita al padiglione e alle detenute, il Santo Padre dovrebbe raggiungere Piazza San Marco per il momento clou della sua visita ai fedeli del Patriarcato e alla città di Venezia. Al termine dell'Eucarestia, la ripartenza e quindi tutto dovrebbe concludersi entro il primo pomeriggio. Si aspettano però le conferme, manca ancora diverso tempo e il programma potrebbe cambiare. Intanto l'emozione dell'assessore comunale Simone Venturini, che segue un arbitro particolarmente vicino alla cifra del pontificato di Francesco, attento ai bisogni e alle situazioni di marginalità. La visita del Santo Padre a Venezia rappresenta per tutti noi motivo di grande gioia e di grande orgoglio. Sono in corso i preparativi perché sia una giornata indimenticabile per i partecipanti, per i fedeli, per i veneziani che si accingeranno a salutare il Papa e dargli il benvenuto in città. Una visita breve nei tempi, ma intensa poi soprattutto nel messaggio e nel ricordo che lascerà alla nostra comunità. Il Santo Padre rappresenta per tutti noi un punto di riferimento importantissimo. Le sue parole sono motivo di ispirazione per tutti i cristiani nel mondo e non solo per i cristiani. Quindi ecco, quella giornata resterà scritta nella storia e ovviamente da qui a quel giorno saremo tutti impegnati per accoglierlo nel modo migliore. Era l'ultimo servizio, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Treviso. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Non è destinata a placarsi la forte ondata di maltempo che sta colpendo il nostro territorio. Il mese di marzo si apre ancora con la pioggia.
Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà coperto con fenomeni diffusi, anche localmente moderati. Limite della neve intorno ai 1300-1600 metri. Su Prealpi e Dolomiti il rischio di valanghe sarà ancora marcato. I venti saranno moderati da nord-est. Le temperature in contenuta variazione. Minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 10 e 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui molte nubi con precipitazioni un po' ovunque, moderate sulle Prealpi. Quota neve indicativamente oltre i 1500 metri circa. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo anche qui condizioni estremamente variabili con piogge un po' su tutti i settori. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 12. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.